Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Nella partita di oggi vedremo come il nostro campione del mondo è stato letteralmente annientato in una partita giocata blitz online contro un grande maestro brasiliano che si chiama Supi, che ha giocato una partita incredibile. Per qualche minuto ho avuto il sentore, la paura che questo grande maestro stesse utilizzando computer e cose varie perché faceva veramente mosse incredibili, difficilissime da trovare nelle giocate così veloci, però a quanto pare non li utilizzava e ha fatto una partita incredibile, ci sta. Tra i vari commenti ho letto l'ipotesi che questo grande maestro, che ha 2500 punti circa, come specialità è abile, molto abile nel gioco veloce. In realtà poi andando a vedere il suo punteggio nel gioco veloce è di 200 punti in meno rispetto a quello standard, quindi questa teoria non tiene. Però fatto sta, ciò non toglie che il bianco, che è il grande maestro Supi, fa una partita incredibile contro il campione del mondo, Carlsen, che gioca col nero. Andiamo a vedere quali sono state le mosse. E4 D5 difesa scandinava. Questa difesa non è ritenuta la più forte in assoluto, ma viene giocata spesso, soprattutto nelle blitz, proprio perché i giocatori spesso non conoscono così bene la teoria dietro questa apertura e quindi il nero può avere un vantaggio. In più è molto semplice, vengono scambiati i pedoni centrali, donna al centro, poi solitamente si continua con cavallo C3 minacciando la donna che si può ritirare o in D8 o in D6 o in A5 che è la più utilizzata in assoluto. Qui però la partita non va in questo modo, Supi inizia a stupirci subito con un cavallo in F3 con l'idea di andare a supportare la spinta di 4 e di scacciare questa donna del nero al centro non col cavallo C3 ma con la spinta del pedone in C4. Questo è molto importante. L'idea è buona, è assolutamente buona da prendere in considerazione. Che cosa fa ora il nero? Dice ok, tu vuoi giocare di 4, io intanto ti inchiodo il cavallo e quindi ti rendo più difficile la spinta di 4. In più libero i pezzi dell'ala di donna per facilitare l'arrocco lungo. Ecco, nella difesa scandinava tieni bene a mente che il nero nella maggior parte dei casi fa l'arrocco lungo anche perché poi si ritrova con la torre sulla colonna D che insieme alla donna in D5 risultano essere veramente veramente molto forti. Supi gioca alfiere 2, una mossa tranquillissima di sviluppo e allo stesso tempo di difesa su questo cavallo, fin troppo tranquilla per essere il bianco. Il bianco forse qui avrebbe dovuto cercare soluzioni un po' più aggressive, forse subito cavallo C3, però comunque è buona, è giusta, è giusta. Il computer dà situazioni di parità. Adesso per essere coerenti col piano, cavallo C6 con l'idea di arroccare alla prossima mossa. Cavallo C3 minacciando la donna. Ora mi sembra ovvio che la donna non può ritornare nella casa di partenza, altrimenti si osteggia il proprio re verso l'arrocco. Quindi la donna viene messa in D7, dove da D7 si connette con il proprio alfiere. Quindi l'alfiere non deve neanche temere scoperte da parte del cavallo e cose varie. Oddio, c'è comunque un doppio attacco, però è sempre cosa buona e giusta non lasciare i propri pezzi sospesi. H3 si minaccia questo alfiere e ora la solita manovra, diciamo, per non dare l'alfiere è cavallo in scusami, alfiere in H5, poi in futuro andrà in G6, da G6 farà pressione sul punto C2. Qui Carlsen non voleva fare questo tipo di manovra, ma voleva guadagnare tempi. Guadagnare tempo che cosa vuol dire? Che se ora io ti do l'alfiere, tu sei costretto a perdere un tempo per ricatturarmi il pezzo e mentre tu hai perso questo tempo io arrocco. Viceversa, se io non ti davo l'alfiere ma mi ritiravo, tu ora avevi un tempo per fare quello che volevi, per esempio arrocco. Quindi ora arrocchi prima tu e poi arrocco io. Mentre dandoti il cambio riesco ad arroccare prima io, poi arrocchi tu. Ecco, negli scacchi, ragazzi, la questione tempi, guadagnare tempi, non perdere tempi è fondamentale, è veramente fondamentale perché negli scacchi si ha una mossa a testa, poi tocca all'altro giocatore. Se si fanno delle mosse inutili e regali due tempi al tuo avversario può essere micidiale. È il turno del nero che gioca cavallo in D4, cavallo D4 con l'idea di
supportare poi la spinta in E5, F5, iniziare un po' a liberare il proprio alfiere, un attacco sull'ala di re e chiaramente adesso si minaccia anche la presa di questo alfiere e quindi Carlsen toglierebbe la coppia degli alfieri che ha il bianco. Qui Supi inizia subito non so, a farci idee stravaganti perché qui tutti si aspettavano un torre in E1 che evitava la spinta di questo pedone in E5 ed è comunque una mossa che prima o poi la torre lì deve andare, invece no, viene giocata a 4. A4 è interessante, A4 è interessante e è una mossa chiaramente d'attacco. E ora Carlsen dice bene, dice cavoli qui però ho la donna e il re sulla stessa diagonale di quell'alfiere, in un futuro quando questo cavallo non ci sarà più o i pedoni saranno spinti troppo in avanti, magari mi becco un bel attacco, fammi spostare il re in B8. Tieni conto che solitamente nell'arrocco lungo questa mossa di re in B8 viene fatta quasi sempre, perché? Anche perché adesso il pedone in A7, che qui è evidenziato in giallo, è scoperto tramite re B8, ora si tiene tutto. Adesso l'idea semplice è quella di giocare D3, far uscire fuori l'alfiere e avere i due alfieri che puntano verso l'arrocco. Ma Supi ci stupisce ancora. Cavallo B5, wow, cavallo B5, che cosa ha in mente? Ha in mente semplicemente che questo cavallo non si può catturare. Tu dici, ma se mi catturi il cavallo però va in vantaggio di un pedone. Sì, certo, ma vuoi mettere l'iniziativa che dai al bianco? Il bianco poi giocherà alfiere di 3, con i due alfieri attacca su questi due pedoni dell'arrocco, hai liberato la torre, scusami, la colonna per questa torre. Insomma, qui il bianco ha assolutamente compenso per quel pedone che ha dato. Di conseguenza non si può catturare il cavallo, ma si deve catturare l'alfiere, donna per alfiere. La posizione è ancora pari, questo cavallo è un po' fastidioso e Carlsen gioca a 6. Con l'idea di far andare via questo cavallo, qui uno si aspetta una ritirata del cavallo in A3 o in C3, ma Supi gioca a C4. Guarda che modo assolutamente strano di giocare. Adesso tra l'altro il bianco ha un alfiere C1 che è al momento cattivo. C'è un bel buco in D3 che si può occupare prima o poi con la donna. Non è che sta particolarmente bene il nero in questa posizione. D'altronde accettare questo sacrificio è difficile da giudicare. Poi, tra l'altro, ricordiamoci che siamo all'interno di una partita blitz, quindi veloce. Bisogna calcolare ogni singola cosa. Qui l'idea è che se catturo, l'idea è di portare la donna in A3 e venire a dare matto, chiaramente venendo anche in A8, supportato appunto dalla donna. Oppure le idee di dire, ah cavolo, io poi mi libero, per esempio, gioco C6, così poi il mio re riesce a scappare. Ci sono queste mosse dove i pedoni sono molto forti, oppure semplicemente si gioca D4, c'è l'alfiere che poi controlla questa diagonale. È veramente, veramente una brutta posizione per il nero. Però qui semplicemente c'era questa bellissima scappatoia che era difficile da vedere, cioè difficile, ripeto, era una partita veloce. Donna di 3 che toglie la comunicazione della donna sull'ala di donna, quindi la donna sarebbe stata costretta ad andare in D1 sempre per andare poi in A5 e scendere a dare matto. Qui semplicemente c'era donna C4, così la donna nera controlla ancora questa casa. B4 in modo tale che questo pedone in B4 toglie ancora il collegamento, ma il nero chiaramente può catturare questo pedone. Donna C2, qui il nero cattura questo pedone, guarda, guarda quanti pedoni si è catturato il nero, ma qui, ripeto ancora una volta, il bianco sta benissimo. Perché? Perché c'ha l'alfiere che punta qui, la donna che punta qui, che punta qui, adesso le torri si raddoppieranno e il nero ha la torre in H8, cavallo in G8, alfiere G8, tutti ancora nella casa di partenza, quindi qui Carlsen sarebbe in un ritardo di sviluppo incredibile. È vero, hai pappato tutti quei pedoni, ma è anche vero che tutti quei pedoni ora permettono anche alle torri di creare attacchi verso il proprio re. Quindi bisogna sempre fare molta attenzione. Di conseguenza, su C4 Carlsen non se la sente di catturare questo cavallo e gioca E5, mossa semplicemente che apre anche la diagonale di questo alfiere. Finalmente
Anche questo alfiere inizierà a svilupparsi. D4, anche l'alfiere ora del bianco è pronto a svilupparsi e per D4 alfiere in F4, ora c'è una minaccia impellente su C7. Ora torre C8 come difesa sarebbe un po' passiva, non c'è nulla di male, cioè, oddio. Ora se c'è un cambio nessuno ci guadagna, questo intendevo dire, però torre C8 è un po' passiva, tra l'altro la torre poverino è l'unico pezzo, uno dei pochi pezzi attivi del nero, se lo vai a mettere in C8 me lo rendi passivo forever and ever. Mentre una risposta un pochettino più coraggiosa è quella che gioca Carlsen, che è cattura del cavallo, così il punto in C7 è salvo. Però ora ci sono i problemi di prima. Questa colonna si è aperta, può venire la donna ad attaccare, bisogna fare molta ma molta molta attenzione. Carlsen gioca alfiere D6, coprendo questa diagonale. Torre in A2, l'idea è chiaramente quella di andare a raddoppiare le torri sulla colonna A. Donna in F5, interessante, donna F5 è un'ottima mossa, permette al re di avere una casa di fuga in D7 e allo stesso tempo crea una doppia minaccia su questo punto, è veramente un'ottima mossa che ha trovato Carlsen. Adesso chiaramente torre in F va in E1, qui si sta minacciando un matto, quindi il nero deve prendere provvedimenti. Re in C8 in modo tale che è pronto a fuggire e adesso guarda un po' che mossa trova Supi. Donna in C6, bam! La donna C6 non permette al re di scappare in queste case, no? Poiché dopo che una torre è arrivata giù, il re non può scappare. Tu dici, ma se cattura la donna? Certo, cattura la donna poi viene catturata da questo pedone che controlla queste case e dopo torre in A8 c'è il matto in 4 mosse, massimo mi dice il computer, che ci sarebbe... Qui abbandona Carlsen, poi la partita poteva continuare con donna B1 per cercare di ritardare la propria morte, poi mi dice re B8, torre in B va in A1, alfiere in A3, eccetera, eccetera. Insomma, la partita poi è persa, è strapersa. Torre in 8, scacco matto. Insomma, il nostro campione del mondo se l'è vista veramente, veramente brutta contro questo grande maestro brasiliano. Speriamo dunque che non lo rincontri più nelle sue partite online. Spero che anche il video di oggi ti sia piaciuto, come al solito ti invito a lasciare un like, un commento e se ancora non l'hai fatto di iscriverti al canale YouTube di Matto Scacco. Noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!